Referendum per la separazione tra Venezia e Mestre del prossimo 1° dicembre. Interviene il presidente della regione Luca Zaia, che però lascia decidere i cittadini. Amministrative di primavera, la situazione rimane confusa a sinistra come a destra, dove la Lega non ha ancora deciso se sostenere il sindaco uscente Luigi Brugnaro. Case Ateri in 600 a Venezia muniti di gilet arancio, la protesta degli inquilini ERP contro i meccanismi di ricalcolo degli affitti previsto dalla nuova legge regionale. Tragico incidente frontale questa mattina a Cavarzere, nello scontro ha perso la vita un 71enne, per lui inutile ogni soccorso. Paura questa mattina in una sala slot a Spinea, 3 banditi armati di pistole con il volto travisato hanno rapinato il locale in via Roma, sequestrando anche una commessa. Marito violento e ossessivo denunciato ai carabinieri dalla moglie per il 34enne di Mestre, scatta il divieto di avvicinarsi alla consorte, l'invito dei militari a chiamare il 113. La toponomastica al femminile di via Anselmi a Mestre si arricchisce di 2 nuovi nomi con le rotonde intitolate a Marie Curie e Norma Cossetto. Ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Partiamo con la politica, tornando a parlare del referendum per la separazione di Venezia e Mestre. L'indicazione della data per il voto è quella del 1° dicembre. Prese di posizione ed indicazioni di voto continuano a susseguirsi in queste ore. Oggi sulla questione è intervenuto anche il governatore del Veneto, Luca Zaia. Sarà inevitabilmente l'argomento del giorno per i prossimi 2 mesi, il referendum sulla separazione di Venezia e Mestre, o, come preferiscono definirlo i promotori, per la creazione di 2 nuovi comuni, si appresta a monopolizzare il dibattito politico cittadino, in attesa di sapere se dal 2 dicembre si potrà ancora ragionare in termini di un comune esteso secondo le fusioni avvenute negli anni 20 del Novecento, che portarono agli attuali confini amministrativi, o se bisognerà tornare a ragionare in termini di laguna e di terraferma. Tra appelli a votare sì o no, ad astenersi, come chiesto dal sindaco Luigi Brugnaro, il presidente della regione Luca Zaia preferisce lasciare la parola ai cittadini. Io ho convocato il referendum perché come previsto dalla legge e non aggiungo altro. Non faccio campagna, non faccio inviti, non faccio nulla, nel senso che mi sembra che il dibattito sia alquanto stato esauriente in tutti questi anni. Si sono già andati a votare 4 volte, adesso se andranno a votare per la 5ª volta decideranno i cittadini. Verso la libertà di coscienza dei propri elettori appaiono indirizzati sia la Lega che il Movimento 5 Stelle, contrario alla separazione, sulla linea di quelli che furono i suoi predecessori politici agli altri referendum, il Partito Democratico. Altrove si attende ancora per prese di posizione che in queste ore sono tante e continueranno ad esserlo, visto che quello del 1° dicembre potrebbe rappresentare la parola definitiva sul futuro di Venezia e di Mestre. E la spada di Damocle del referendum per la separazione di Venezia e Mestre ha congelato il già complesso scenario politico cittadino in vista delle elezioni amministrative di primavera. La situazione rimane confusa a sinistra come a destra, dove la Lega non ha ancora deciso se sostenere il sindaco uscente Luigi Brugnaro. La sentenza del Consiglio di Stato, che dopo la bocciatura del TAR ha dato il via libera al referendum del 1° dicembre per la separazione tra Venezia e Mestre, ha inevitabilmente congelato le mosse di partiti e coalizioni in vista delle amministrative di primavera. Le candidature sul tavolo rimangono ancora 2, il sindaco uscente Luigi Brugnaro e il presidente della municipalità di Venezia, Murano e Burano, Giovanni Andrea Martini, come civico di area di centrosinistra. Ma in attesa di sapere se alle prossime elezioni comunali si debbano eleggere 1 o 2 sindaci, rimane un dato politico. Se i lavori sono in corso a sinistra, lo sono anche nell'area di centrodestra. I rapporti tra Brugnaro e la Lega, iniziati con l'apparentamento al doppio turno contro Casson, sono rimasti spesso contrastati. Un rapporto gestito male, secondo il consigliere regionale Alberto Semenzato. La Lega non ha pesato assolutamente nulla in Consiglio, mentre se noi sostenessimo Brugnaro al prossimo turno, dal primo turno, sicuramente la Lega riuscirebbe ad entrare con 6-7 consiglieri comunali e di conseguenza potrebbe fare la differenza. Lei ha detto se, il che significa che ancora i lavori sono in corso all'interno del partito su decidere cosa fare per la corsa a Cafarsetto. Io credo che in una città come Venezia non decida Semenzato, non decida il commissario provinciale
e forse non decida nemmeno il direttivo nazionale, ma ci siano delle direttive che arrivano direttamente a Milano. Nella sua prima uscita ufficiale, il nuovo commissario del direttorio provinciale della Lega di Venezia, Andrea Tomaelli, ha confermato come la Lega al momento non abbia alcun accordo con Brugnaro, col quale sussistono differenze. Se si stringerà l'accordo rimane un'incognita. Se la Lega ha un nome spendibile, cioè un nome vincente, possiamo anche calare l'asso, altrimenti io credo che non si possa fare come la tornata del 2015, di conseguenza essere in Consiglio ma non pesare assolutamente nulla. E di referendum parla anche l'avvocato veneziano Francesco Mario Delia, promotore delle prime 4 consultazioni per la separazione di Venezia e Mestre in 2 comuni autonomi. Secondo Delia la separazione è necessaria per il futuro delle 2 città. Dal Lido lanciata la campagna referendaria del movimento Autonomia Veneta. È stato il promotore dei primi 4 referendum per la separazione di Venezia e Mestre. Una battaglia che ha iniziato fin dal lontano 1975, aprendo lui per primo la discussione sulla separazione di Venezia e Mestre in 2 comuni autonomi. L'avvocato veneziano Francesco Mario Delia ancora oggi è il leader del movimento da lui fondato per l'autonomia di Venezia e pur non risultando tra i promotori di questo 5° referendum, dal Lido di Venezia lancia la sua campagna per il sì. I mestrini e i veneziani devono andare al voto e devono votare sì al ripristino delle autonomie comunali di Venezia e Mestre. Questo è necessario per il loro destino, per il destino delle loro 2 comunità, quella di Mestre e quella di Venezia. Si andrà al voto il 1° dicembre, ma Delia non ha dubbi. Siamo 2 città diverse e quindi abbiamo il diritto e nel nostro interesse avere 2 organismi amministrativi che gestiscono il territorio di Mestre e il territorio di Venezia. Poi oggi abbiamo la città metropolitana, quindi tutti i problemi sovracomunali saranno coordinati e gestiti dalla città metropolitana. Lui, che è stato il promotore dei primi 4 referendum, lancia l'appello a favore della separazione. È un'occasione, io sono il coordinatore del movimento che ha preso il movimento Autonomia Venezia, che è il movimento speculare a quello che c'è a Mestre dell'avvocato Chiaro Manni. Dobbiamo andare a ricostituire i 2 comuni autonomi, ribadisco, di Venezia e di Mestre. Invita infine la cittadinanza a tenere alta l'attenzione. Non fatevi ingannare da coloro che vi diranno di terrorizzare, vi faranno il terrorismo per invitarvi a non andare a votare o a votare no. Viva Venezia, viva Mestre, città autonome. Oggi a Venezia la prima mobilitazione regionale dei cosiddetti gilet arancio del Veneto, gli inquilini delle case Ater, la protesta in campo San Geremia. O mangio, pago le bollette o pago l'affitto. Vi rendete conto cosa avete fatto? Cosa avete fatto? Circa 600 persone, secondo gli organizzatori, hanno preso parte a Venezia alla prima manifestazione regionale per chiedere il ritiro e il blocco immediato della legge regionale di riforma dell'edilizia residenziale pubblica. A Campo San Geremia, al centro della protesta, i meccanismi di ricalcolo degli affitti delle case Ater e il rischio di sfratto per molti inquilini, specie gli anziani, che con i nuovi criteri non avrebbero più diritto all'alloggio pubblico, con i pensionati che hanno protestato portandosi al seguito pure le sedie utilizzate per sedersi in prima fila durante il comizio. Costringete i vecchietti, gli anziani, le persone in difficoltà a mobilitarsi quando dovrebbero avere una vecchiaia tranquilla, di sicurezza, di tranquillità. Accesi i toni, con molti dei partecipanti che sulla scia dei giubbetti gialli francesi erano ugualmente visibili con quelli non secondari di colore arancio. Noi abbiamo scelto l'arancione perché insomma per distinguerci da questa rivolta, perché anche questa nel Veneto è una rivolta. Per il coordinamento regionale inquilini ERP si tratta infatti di un percorso che continuerà in tutte le città del Veneto. Anziani, famiglie e comitati spontanei di cittadini, insieme alla sinistra anche dei centri sociali, chiedono vengano ascoltate le richieste portate in piazza.
Non siamo turisti, siamo qui per una battaglia politica e vogliamo appunto che questa legge sia tolta perché è sbagliata ed è iniqua, per cui abbiamo maniera anche di farci vedere oltre con gli striscioni e oltre con i cartelli anche visivamente con il vestito che portiamo. E nel prossimo servizio le storie di chi oggi ha manifestato contro il caro affitti. Allora, io sono una mamma solo con un figlio 100% disabilità, anche non autosufficiente. Mi hanno alzato in primo momento da 20 a 516, mi sono lamentato, ho visto che non avevano guardato il mio ISEE, allora hanno abbassato a 333. Ho rimandato dentro una raccomandata, ho detto anche no, grazie. Io pagavo 20 e 20 voglio pagare. Quanto di ISEE lei? Io ho 9.000 di ISEE. E poi c'è Giuseppe Orlando, 65 anni, pensionato di Abano Terme. Mia moglie si era fatta un'assicurazione per la vecchia, siccome non lavora la devo mantenere io, su per giù saranno stati 12.000 euro, paga 1.000 euro all'anno, che hanno conteggiato anche quelli. 1.450 in due con la moglie, ma solo di pensione di lui. Hanno superato l'ISEE per appena 1.084,17 euro e siccome carta canta ci mostra ancora come l'affitto ATER da 228,42 euro sia aumentato praticamente del doppio. Dopo ci sono le spese condominiali che sono altri 100 euro al mese, quindi fa 5,20 e io dovrei vivere io e mia moglie con 950 euro che restano, paga luce, gas, macchine, telefono, come fai a vivere? Tra i manifestanti anche Roberto Tendiani, parla per conto della madre quasi 91enne, Amalia Lavarini di Verona. Si è vista aumentare il canone d'affitto di quasi il 400%. È passato da 140 nel suo caso a 5,50. Mia madre ha una pensione di poco più di 1.000 euro al mese. I risparmi che ha messo da parte, ora mia madre, li sta usando per la badante. Questo criterio che è stato stabilito dalla Regione Veneto con questa legge, in pratica è una patrimoniale che colpisce non il reddito, ma il patrimonio delle persone accumulato in una vita di risparmi, perché mia madre, come tanti altri come lei e come altre persone in difficoltà come lei, questi risparmi sono il frutto di una vita dove non è mai andata al ferie, non è mai andata al mare, insomma, come una formichina. Ogni nome e cognome una storia di vita diversa che qui in Campo San Geremia a Venezia diventa la stessa tra disagi e malumori. È morto a Venezia Giampaolo Vianello, ex sovrintendente del teatro La Fenice. Vianello aveva seguito le fasi della ricostruzione del teatro dopo l'incendio di origini dolose che lo distrusse quasi interamente il 29 gennaio del 96. Il Teatro Stabile del Veneto, con il presidente Gian Pietro Beltotto ed il direttore Massimo Ongaro, ha espresso cordoglio per la scomparsa di Vianello. Il mondo della cultura, Venezia ed il teatro perdono un grande amico, hanno dichiarato, un veneziano vero, amato dalla sua città, manager capace che ha molto fatto per La Fenice. Tragedia questa mattina a Cavarzere, un morto ed un ferito grave nello scontro frontale tra due auto. Ecco quel che resta della Panda dopo lo scontro e riversa nella scarpata della statale 85 in località San Pietro a Cavarzere. Un'auto accartocciata su se stessa, un sorpasso azzardato, forse tra le cause della morte del 71enne di Cavanella d'Adige che la guidava. Per lui inutile ogni tipo di soccorso, non ce l'ha fatta. Il botto, seguito al frontale con il SUV, gli è stato fatale. Erano circa le 8 del mattino quando i vigili del fuoco sono accorsi per mettere in sicurezza i veicoli anche in transito ed estrarre il corpo oramai privo di vita dell'anziano. Assistito dai sanitari e portato in ospedale anche l'altro conducente, ferito ma non in pericolo di vita. Paura questa mattina in una sala slot a Spinea, sentite cosa è successo.
Erano circa le 6 di mattina quando 3 uomini, di cui uno armato di pistola, tutti col volto travisato da caschi integrali, rompevano nella sala slot di via Roma a Spinea. Il terzetto ha minacciato una dipendente costringendola ad aprire la cassa per poi rinchiudere la donna dentro uno sgabuzzino posto sul retro. I malviventi hanno preso il denaro, poche centinaia di euro, fuggendo e facendo perdere le proprie tracce. Al momento della rapina dentro al locale erano presenti anche alcuni avventori che si sono nascosti dietro alle slot. Nessuno è rimasto ferito. Indagini sono in corso da parte degli uomini del Comando Provinciale Carabinieri di Venezia. È finito agli arresti domiciliari un 22enne di Cinto Caomaggiore sorpreso dai carabinieri in casa mentre fumava marijuana con 2 amici. I carabinieri di Villanova di Fossalta di Portogruaro hanno sequestrato circa 13 grammi di marijuana, di cui 10 erano appena stati venduti ad uno dei giovani ospiti. Sequestrati anche 210 euro ritenuti provento dello spaccio. Oltre ai domiciliari, per il padrone di casa, non nuovo reati riguardanti gli stupefacenti, 2 amici sono stati segnalati quali assuntori. Ancora interventi dei carabinieri della compagnia di Mestre contro la violenza domestica. Un marito è stato allontanato da casa dopo le denunce della moglie. Hanno chiesto ed ottenuto l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla vittima di un mestrino di 34 anni ritenuto responsabile di reiterati e quasi ossessivi episodi che rientrano nella specifica fattispecie del reato di maltrattamento in famiglia. L'intervento dei militari arriva a conclusione di un lavoro di approfondimento delle gravi accuse che erano state avanzate dalla moglie durante tutto il 2019. La donna infatti aveva sporto numerose denunce e segnalazioni raccolte nella cornice di sicurezza della cosiddetta stanza tutta per sé, allestita per questo genere di denunce presso la caserma di Mestre. Linea alla regia, ora ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco. E rieccoci in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Ancora una notizia di cronaca: nuovi controlli antidroga dei carabinieri nell'area di Campo Santa Margherita e Campo San Pantalon a Venezia. Un 22enne del Gambia e un 21enne del Senegal sono stati segnalati alla prefettura dopo essere stati trovati in possesso rispettivamente di 14 e 12 grammi di marijuana. Mentre dalla CGIL arrivano dati sull'occupazione femminile in Veneto fortemente penalizzata, il Comune di Venezia dedica altre rotonde a 2 figure femminili di spicco della storia. La toponomastica al femminile di via Anselmi a Mestre si arricchisce di 2 nuovi nomi con le rotonde intitolate a Marie Curie e Norma Cossetto. Nel lontano 43 è stata infoibata dopo aver subito notevoli sevizie, torture e stupri. Non è un caso che abbiamo voluto mettere il ricordo di questa giovanissima donna vicino anch'essa allo Stefanini, perché è importante per i ragazzi che la storia venga studiata in tutte le sue sfaccettature, nel bene e nel male, perché al limite dopo loro possono crearsi le loro idee. Non bisogna mai indirizzare le persone in un senso o nell'altro, ognuno deve farsi la propria coscienza, e va anche il fatto da sottolineare che viene inserita all'interno di quella che è stata intitolata Tina Anselmi, partigiana. Di conseguenza non vuole essere una speculazione solo ed esclusivamente storica, bensì una continuità di persone che hanno fatto la storia. Un gesto simbolico che viene proprio nel momento in cui la CGIL, alla presenza della leader Susanna Camusso a Mestre, ha reso noti dei dati sconcertanti sull'occupazione femminile in Veneto, in cui le donne risultano decisamente penalizzate. È assurdo, ma continueremo a dire che sono delle cose assurde, ma finché non c'è la volontà di voler cambiare è inutile neanche che ci stiamo qui a parlarne, perché comunque continueremo a subire questa situazione. Però anche noi non dobbiamo continuare a piangerci addosso, dobbiamo saper dimostrare quello che sappiamo fare. Un festival dedicato ad una delle tradizioni gastronomiche più amate dai veneziani. Vediamo. Saperi e sapori. La cucina fa da sempre parte della cultura e della storia di un popolo. Nel caso di Venezia, che ha molto da dire sia in campo storico che culturale, l'argomento è ampio. Non a caso la prima edizione dell'evento, organizzato dal Comune nell'ambito di un progetto europeo, conta decine di appuntamenti a Venezia, Mestre, Marghera, Favaro e nelle isole.
È chiaro che noi vogliamo, con questa manifestazione che coinvolge, che ha avuto un'ottima risposta in città come adesioni, perché abbiamo più di 50 eventi in città vari, come conferenze, presentazioni di libri, assaggi, show cooking, Don Pasta a Venezia e al Forte Marghera la sera di domenica. Vogliamo dare un impulso a quella che è la nostra tradizione e farla conoscere al mondo. I saperi e sapori veneziani in festa sono una 3 giorni alla prima edizione che intende essere il lancio di una nuova iniziativa da ripetere con le medesime modalità anche negli anni successivi. Venezia è una città unica e ha una cucina unica, e non vedo perché non dobbiamo veicolarla e far diventare questa manifestazione un punto attrattivo ulteriore per le città di Venezia. Ed era questo l'ultimo servizio, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Ancora qualche piovasco sul nostro territorio, ma tempo in prevalenza buono nella giornata di domenica 29 settembre. Vediamo dove sarà più instabile. Sul Veneto cielo nuvoloso sui rilievi del Bellunese, dove non si escludono anche locali temporali in giornata, che localmente potranno interessare anche le pianure limitrofe. Sarà in genere più asciutto e anche soleggiato altrove. Temperature minime tra 14 e 18 gradi, massime oscillanti invece tra i 22 e i 26 gradi. E anche sul Friuli Venezia Giulia avremo qualche pioggia sulle aree montuose, il sole invece sarà più presente sul resto della nostra regione. Temperature minime tra 16 e 18 gradi, massime comprese invece tra i 21 e i 23 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, qui il tempo sarà sostanzialmente asciutto, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sui 14 gradi, massime invece tra i 24 e i 25 gradi circa. Bene, questo aggiornamento è giunto al termine, grazie per l'attenzione, arrivederci.